cuore del Veneto, regione da sempre sinonimo di arte, storia e paesaggi unici, prende il via una nuova forma di turismo, fatto di esperienze rigeneranti, percorsi di benessere e territori tutti da scoprire. È nella suggestiva location del Castello di San Pelagio, a 2 Carrare, nel cuore dei Colli Euganei, che istituzioni, operatori turistici e stakeholder del territorio hanno partecipato al convegno Il nuovo ritmo del turismo veneto, tra terme, wellness e territori da scoprire. L'evento, promosso e organizzato da Venice Promex, agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto, è stato un'occasione di approfondimento sulle nuove tendenze del turismo, un settore in evoluzione che può diventare sempre più motore di sviluppo territoriale. Qual è la differenza rispetto al passato? Che bisogna che diversi operatori si mettano assieme valorizzando queste peculiarità e pensando soprattutto ad un turismo sostenibile e personalizzato. Ecco, questa forse è la grossa differenza, e l'applicazione dell'intelligenza artificiale da questo punto di vista potrà notevolmente cambiare i scenari futuri. Aumentano i viaggiatori che nella scelta della destinazione interpellano l'intelligenza artificiale. La filiera del turismo ha una grande opportunità di esserci in questi strumenti, capire come funzionano. Devo dire però che il futuro del turismo è nella parte più e rimane nella parte più umana. Questa ubriacatura di intelligenza artificiale metterà ancora più in luce l'importanza delle connessioni umane e dell'esperienzialità di un territorio, e questo è uno dei valori che sicuramente non si perderà. Il convegno è stato il momento conclusivo di una 3 giorni che al dibattito ha unito l'esperienzialità di una forma di turismo sostenibile, quale è un bike tour lungo l'anello dei Colli Euganei, una meta turistica che per le peculiarità del territorio può sviluppare ulteriormente la propria attrattività. I Colli Euganei hanno ampi margini di crescita, lo hanno anche le terme, e quindi in questo non abbiamo problemi di overtourismo eccetera, ma sicuramente bisogna gestire questi flussi. Direi fondamentale offrire dei percorsi chiari e delle esperienze uniche ai nostri turisti. Un territorio come quello delle terme dei Colli Euganei, per aumentare la propria attrattività, deve elaborare una strategia che tenga conto del fatto che sempre più turisti in un viaggio ricercano esperienze autentiche, rigeneranti, uniche e legate al contatto con la natura, alla cultura locale e al benessere psicofisico. Secondo me questo territorio deve rafforzare i turismi la propria identità, la propria forza, e sviluppare una serie di turismi esperienziali complementari che siano coerenti con il posizionamento, ad esempio il turismo enogastronomico, l'outdoor, l'aria aperta. Il turismo sta dunque vivendo un momento di grande cambiamento in cui sostenibilità, benessere e trasformazione digitale diventano le direttrici su cui costruire il futuro delle destinazioni.